Una conferenza stampa oggi da parte di Giuseppe Di Rosa nella sua qualità di vicepresidente del Codacons riguarda, tra le tante cose che voi avete messo in rilievo, quella del parcheggio pluripiano, una vicenda che ormai sta durando di parecchio tempo. Ma noi esponiamo il tutto già nel febbraio del 2021, l'amministrazione aveva reagito in malo modo, pur non di meno. Noi abbiamo continuato la nostra battaglia, abbiamo scritto ai tavoli superiori, abbiamo scritto alla Regione, abbiamo scritto alla Procura della Repubblica perché andava rispettato un capitolato d'oneri. Tra questo c'è da dire che l'articolo 12 del capitolato d'oneri dice che la società doveva versare una garanzia contrattuale con una fideiussione pari al 10% del valore contrattuale riferito alla durata della concessione. Oggi il Comune si ritrova con una fideiussione di 8.400 euro, mentre la vera fideiussione doveva essere di 50.400 euro. Si trova con un contenzioso con una società che oggi si impugna un atto del Comune. Se il sindaco e il vice sindaco invece di alterarsi avrebbero seguito le nostre indicazioni sul problema che conoscevamo benissimo, oggi avremmo potuto dire di avere un'amministrazione efficiente ed efficace. Invece dobbiamo dire che arrivano con un anno di ritardo e oggi, purtroppo, con un contenzioso legale che chissà quando si potrà chiudere. Da premettere che quando la società IA aveva pagato il dovuto per gli anni pregressi, era già citato nell'articolo sempre del capitolato d'oneri che superiori a 2 mesi di contenzioso si doveva rescindere immediatamente il contratto. Significa che questa situazione non poteva e non doveva durare e non sarà certo la rescissione proposta oggi dal dirigente, imposta oggi dal dirigente, a sanare una problematica che politicamente dimostra che questa città è amministrata in maniera alquanto approssimativa, e la cosa più importante è da dire che hanno dimostrato ancora una volta di essere persone inefficaci e inadeguati al compito che gli abbiamo demandato.